La manifestazione 100 passeggini per la vita è andata bene, però vorremmo fare un consuntivo e gli obiettivi che avete raggiunto. Allora, la manifestazione è sicuramente andata bene perché la nostra tensione, il nostro obiettivo è quello di comunicare alla popolazione la presenza del centro aiuto alla vita e i temi che lancia il centro aiuto alla vita, la difesa della vita, l'accoglienza del figlio, la difesa della famiglia. Mi ripeto sempre con gli stessi slogan, ma adesso in questo periodo particolare della nostra storia la famiglia viene attaccata. Di recente la fuoriuscita del decreto legge del divorzio sprint, il decreto Cirinna che è all'esame del Parlamento per i patti civili, le unioni gay, eccetera, l'assimilazione alla famiglia. Insomma, quanto di più brutto ci possa essere è un attacco smodato alla famiglia e noi vogliamo lanciare questo messaggio perché noi pensiamo che gli italiani, gli agrigentini siano sensibili e pensino che un valore e un bene come la famiglia vada sempre ad ogni costo difeso. Ecco, la manifestazione è iniziata con una Santa Messa e poi c'è stato l'appuntamento tradizionale della passeggiata, ma Sì. ecco, come numeri, come risultati, ha avuto un buon riscontro e in particolare che progetti abbiamo per il futuro? La manifestazione è andata benissimo perché la Santa Messa era super affollata e quindi non solo, ma durante la celebrazione eucaristica il parroco Don Giuseppe La Rocca ha volutamente citato la presenza del CAV e ha invitato le donne incinte a venire all'altare per essere benedette. Poi ha fatto una benedizione ai bambini presenti, che erano numerosissimi, dopodiché ci siamo recati alla Madonnina al porticciolo e è iniziata la fiaccolata. Capite bene che un messaggio viene lanciato in un momento particolare. San Leone di sabato è affollatissima, molte persone ci hanno avvicinato e ci hanno chiesto la motivazione del nostro cammino. Il nostro cammino è questo, è un volontariato, siamo un gruppo di laici che prestiamo il nostro servizio in maniera del tutto gratuita e che vogliamo difendere i valori fondanti della nostra società.